Oggi si passeggia un pochettino. Obiettivo del giorno: raggiungere la diga nord di Sottomarina, però non dal lato est ma dal lato ovest, dove solitamente va meno gente. Sono più o meno le 14:45 e fa un bel caldo, infatti non ce n'è quasi nessuno in giro. Comunque, anche se col caldo, con la mia calma sto andando verso la diga. Vediamo un pochettino quanto tempo ci metterò, anche se mi sa che di questo passo ci arrivo in 448. Alla mia destra Sottomarina vecchia con le sue classiche casette, e alla mia sinistra una bella flotta di pescherecci, oggi fermi perché è domenica. Zona nella quale sto camminando, che noto essere poco frequentata dai turisti, a differenza di Chioggia, eppure è bello anche qui. E siamo quasi arrivati ad Assena Mosella, dove voglio o non voglio dovrò girare a destra. E siamo arrivati ad Assena Mosella, dove, come si può vedere, è tutto quanto chiuso, quindi siamo costretti a girare. Sullo sfondo si intravede Chioggia, qui i morazzi di Sottomarina, nonché specie di diga che una volta fermava il mare. Ok, abbandoniamo un pochettino la zona più frequentata e andiamo verso la calma della diga ovest di Sottomarina. Io sono venuto a piedi, ma naturalmente è possibile passarci anche in bicicletta, anche se da quello che so, dalle informazioni che ho, è vietato andare con la bicicletta sulla diga. Alla mia sinistra Porto San Felice, lì al centro Chioggia e qui il fortino di San Felice. Giusto per dare un tempo, da il centro di Sottomarina, Lido di Chioggia, fino ad arrivare al forte di San Felice sono circa 20 minuti fatti camminando molto lentamente. E siamo giunti nel punto più a ovest di Sottomarina. Qui alla destra abbiamo la diga nord di Sottomarina e tutta la passeggiata che ho fatto. Ora direi che 2 tramezzini sono proprio meritati. È appena passato anche l'immancabile Bragozzo Ulisse con la classica scritta hashtag dai che andemo. Sono più o meno le ore 18 e come tutti quanti, compresi quelli che stanno andando in barca al momento, torniamo a casa. Incamminiamoci verso casa, ci aspetta una mezz'oretta di passeggiata più o meno. Qui la diga che un po' alla volta inizia a svuotarsi. Piccola curiosità per chi non l'avesse mai visto: da qui
fino a qui viene attivato il Mose per salvare Venezia dall'acqua alta, speriamo. Nel frattempo sta cambiando anche un po' alla volta il meteo e vediamo se domani ci azzeccano e piove purtroppo, che tra l'altro prima ho parlato del Mose ma ammetto di non averlo mai visto in azione, cioè attivato, sollevato. E rifacciamo di nuovo il giro contrario, questa volta per tornare al centro di Sottomarina. E inizia la coda per uscire da Sottomarina. Giusto per non rifare il giro di prima, adesso ho preso la zona dei Murassi per passeggiare. Alla mia sinistra la pista ciclabile, alla destra le case di Sottomarina Vecchia e in mezzo i Murassi, sempre la coda dei pendolari che va verso Padova e Vicenza bloccati. E dopo una breve passeggiata siamo arrivati a casa. Se il video ti è piaciuto metti un commento con un mi piace e se ancora non l'hai fatto iscriviti al mio canale. Ciao ciao e alla prossima!